L'assalto stanotte ad una sala scommesse di Jesolo. Un uomo armato di coltello ha minacciato il cassiere facendosi consegnare 2.000 euro. Forze dell'ordine sulle tracce del responsabile. La vicenda di Filippo De Rossi, l'assessore al commercio di Cittadella, accusato di tentata concussione ai danni di 2 commercianti. Il 23 marzo prossimo comparirà davanti al PM. Incendio nella notte ad Albignasego, periferia sud di Padova, dove è andato in fiamme un appartamento di un condominio. In ospedale il proprietario che si trovava all'interno. L'omicidio di Anastasia Shakurova e Biagio Buonomo, uccisi lo scorso giugno a Mestre. Ieri in tribunale incidente probatorio. Diverse le perizie presentate sulle condizioni di Stefano Perale. Delitto di Cison, l'avvocato del presunto assassino Sergio Papa ribadisce non è un killer, ora è molto provato e la sua famiglia vive nell'angoscia. Il legale chiederà la revoca della misura cautelare. Domani l'ultimo saluto ad Asola a Ivano Beggio, patrono dell'Aprilia, il ricordo e gli aneddoti dell'amico architetto. Ivano, dice, amava fare squadra. Inizia l'impegno di Antenna 3 a fianco del comune di Castelfranco per salvare le mura cittadine dal rischio crollo, un patrimonio storico da salvaguardare. Prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, buongiorno e ben ritrovati, l'avete sentito anche dai titoli, in primo piano la rapina messa a segno la scorsa notte in una sala scommesse di Jesolo, ad agire un bandito solitario armato di coltello, ma tutti i dettagli ce li racconta in diretta Tommaso Stoppa. Buongiorno Tommaso. Sì, buongiorno a tutti da Jesolo, dove alle 2 di questa notte c'è stata una rapina con coltello alla sala slot Book of Win di via Aleardi. Una rapina dunque a mano armata in questa casa da gioco situata all'angolo con via Aquileia. Secondo le prime informazioni raccolte dai carabinieri della compagnia di San Donà che stanno effettuando le indagini, è un bandito solitario con il volto coperto da una calzamaglia e con una lama piuttosto lunga in mano. È entrato di colpo e si è fatto consegnare il denaro custodito nel registratore di cassa minacciando gli addetti. Si tratta di circa 2.000 euro, quindi un bottino modesto, ma per chi era presente in quel momento sicuramente non una bella esperienza. Il rapinatore poi è fuggito a piedi facendo diverse svolte, facendo perdere le proprie tracce. Si ipotizza anche che a qualche isolato di distanza ci potesse essere un complice che lo attendeva su un'auto per poi agevolargli la fuga. Sul posto, come vi dicevamo, i carabinieri sia della stazione di Jesolo che rinforzi arrivati dal comando della compagnia di San Donà, e ancora nella mattinata di oggi sono proseguiti i rilievi per cercare di risalire all'identità di questo rapinatore, anche visualizzando naturalmente le telecamere di sorveglianza che non mancano mai in questi posti, però avendo il volto coperto non si tratterà di un'indagine facile. Per il momento da Jesolo è tutto, ulteriori aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie, buon lavoro a Tommaso Stoppa. Adesso la vicenda di Filippo De Rossi, l'assessore al commercio del comune di Cittadella, accusato di tentata concussione ai danni di 2 commercianti. Il prossimo 23 marzo comparirà davanti al pubblico ministero Sergio Dini, intanto lui ha già presentato le dimissioni. Si presenterà in tribunale a Padova davanti al PM Sergio Dini nella mattinata del 23 marzo l'ex assessore al commercio di Cittadella Filippo De Rossi. Deve difendersi dalle accuse che martedì gli hanno contestato i militari della Guardia di Finanza di Cittadella. Tentata concussione per aver fatto capire ai 2 giovani donne commercianti nella città murata che avrebbe potuto togliere loro delle multe se avessero ceduto alle sue avance. Una si è rivolta agli investigatori documentando quanto le stava accadendo non prima di aver capito che delle sanzioni a suo carico negli uffici del comune non ci sarebbe stata ombra. L'altra, sentita sommare informazioni dagli investigatori prima di formalizzare la denuncia, respinte le richieste dell'assessore, si sarebbe invece vista posizionare il banchetto in un luogo lontano dal centro e anche dai clienti. Accuse respinte dal giovane assessore, 35 anni, recordman di preferenze nella lista Forza Cittadella alle ultime elezioni comunali, che per potersi difendere meglio ha deciso di dimettersi dall'incarico ricoperto. Persone conosciute entrambe, ribadisce l'assessore, che nega però ogni addebito a suo carico. Una vera e propria bufera che si abbatte sulla città murata dove molti sono sotto shock.
Restiamo nel Padovano, per l'esattezza nella periferia sud della città, ad Albignasego, dove la scorsa notte è scoppiato un incendio in un appartamento di un condominio. Fiamme all'ultimo piano di un condominio in via Brodolini ad Albignasego. Durante la notte i vigili del fuoco sono intervenuti quando i vicini hanno visto le fiamme e dato l'allarme. Sul posto 3 automezzi, tra cui l'autoscala, e successivamente altri 3 mezzi antincendio e 16 uomini da Padova e Abano che sono riusciti a spegnere le fiamme dell'appartamento, pieno di cataste di giornali e riviste. L'occupante dell'alloggio è stato portato in ospedale per accertamenti. Spento l'incendio, si è provveduto allo smassamento di tutto il materiale di carta avvolto dalle fiamme e alla messa in sicurezza dell'immobile inagibile per i danni da calore. Poco prima dell'alba, ristabilite tutte le condizioni di sicurezza, i condomini degli altri appartamenti sono stati fatti rientrare. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Ricorderete l'omicidio di Anastasia Shakurova e Biagio Buonomo, la coppia di fidanzati uccisa a Chirignago lo scorso giugno. Ebbene, ieri in tribunale l'incidente probatorio, diverse le perizie presentate sulle condizioni di Stefano Perale, accusato del delitto. Ci racconta tutto in diretta Ilaria Marchiori. Buongiorno da Venezia. Si è svolta ieri una lunga udienza in tribunale in incidente probatorio per discutere delle diverse perizie sulle condizioni psicofisiche di Stefano Perale, il professore d'inglese cinquantenne che lo scorso giugno ha prima narcotizzato e poi ucciso nel suo appartamento di Chirignago dopo averli invitati a cena la coppia Anastasia Shakurova e il suo fidanzato Biagio Buonomo. Le relazioni ora saranno trasmesse al pubblico ministero titolare delle indagini Gava, che con ogni probabilità a breve dovrebbe rinviare Perale a giudizio, poi si aprirà il processo. I consulenti del PM e della famiglia di Buonomo hanno ribadito la loro posizione. Il cinquantenne, dicono, era capace di intendere e di volere la sera del delitto. Secondo gli esperti sarebbe stato interessato da una forma di nevrosi non tale però da causargli un'infermità mentale. Di più, il consulente dell'accusa si è anche spinto a tratteggiare il tipico profilo compatibile con la figura di uno stalker. Dall'altra parte invece gli avvocati difensori dell'assassino, sulla base della perizia del consulente di parte, hanno fornito una lettura completamente diversa. Il cinquantenne infatti, dal famoso episodio dell'aeroporto Marco Polo in cui si era incontrato con Anastasia e lei gli aveva detto di essere fidanzata con Biagio, sarebbe stato scaraventato in una spirale di delirio e gelosia, così l'hanno definita, che gli avrebbe fatto perdere il controllo, un evento definito prepsicotico e talmente forte da spingerlo a un punto di non ritorno che poi si sarebbe aggravato nel corso dei mesi per arrivare al folle gesto. Per questo, secondo la difesa, Perale non sarebbe stato capace di intendere e volere e non avrebbe premeditato alcunché, avrebbe voluto punire, non uccidere, dicono i suoi legali difensori. Ora non resta che capire quanto deciderà il pubblico ministero e vedere poi lo svolgersi del processo, a quale sentenza arriverà. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Adesso il duplice omicidio di Cison nel Trevigiano. Dal carcere Sergio Papa continua a professarsi innocente. I familiari sono increduli, temono che per il suo passato si sia trasformato in un capro espiatorio. Da un lato gli inquirenti che definiscono gli indizi consistenti e convergenti, dall'altro l'accusato Sergio Papa che, chiuso in carcere a Santa Bona, continua a professarsi innocente, racconta che la notte tra il diverbio con i coniugi Nicolasi e il duplice omicidio l'ha trascorsa dormendo dalla nonna, come faceva spesso per farle compagnia. La convalida del fermo pesa come un macigno. Papa è disorientato, preoccupato. Ci siamo visti, abbiamo discusso di quella che è stata l'udienza e del provvedimento del giudice. Ovviamente il mio assistito è stato molto sorpreso della decisione perché riteneva di aver chiarito la propria posizione e i suoi spostamenti in quei giorni. Ovviamente affranto. Trascorre le giornate in cella con altri detenuti. Sergio Papa, unica richiesta, le sigarette. La sua angoscia è anche quella della sua famiglia, gente semplice, alle prese con una cosa più grande di loro, incredula che Sergio possa aver commesso un delitto tanto efferato, nel suo passato reati di tutt'altra gravità. Il timore di chi gli è vicino è che possa essersi trasformato in un capro espiatorio. Ho visto i genitori ieri, abbiamo discusso della situazione, ovviamente loro non si capacitano di quello che è successo e di
di quelle che sono le accuse rivolte ai loro figlio. Gli inquirenti sono convinti di aver messo dei punti fermi in questa vicenda, che potrebbero essere supportati anche dall'esito dei rilievi del RIS e dagli esami sui corpi delle vittime. Ho preso visione di tutto il fascicolo del giudice per le indagini e anche quello del pubblico ministero. Adesso mi prenderò qualche giorno per analizzare tutti i documenti e stiamo valutando se presentare ricorso per il riesame al Tribunale di Venezia. Un 23enne straniero armato di coltello ha minacciato un 50enne a Bussolengo nel Veronese per rubargli l'auto. Il rapinatore però è stato immediatamente accerchiato dai vicini di casa intervenuti in aiuto della vittima. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di peschiera del Garda, che hanno arrestato il 23enne pregiudicato. E adesso cambiamo argomento, parliamo del crack Sira. Ieri interrogatorio di garanzia per l'ex imprenditrice Carmen Favaro, accusata di bancarotta fraudolenta. I legali della donna hanno chiesto la revoca degli arresti domiciliari. Ha risposto a tutte le domande del magistrato l'imprenditrice Carmen Favaro, ex titolare del magazzino di abbigliamento Sira Fossalunga di Vedelago, accusata di bancarotta fraudolenta. Si è assunta ogni responsabilità come amministratrice, spiega il legale l'avvocato Luigi Ravagnan del Foro di Venezia, ma ha cercato di fare di tutto, dice, per salvare l'impresa. Giudice, mi faccia lavorare perché ho 2 figli, questa è la richiesta della donna al termine dell'interrogatorio di garanzia. I legali hanno chiesto la revoca della misura coercitiva, il magistrato si è riservato di decidere. Per il momento Carmen Favaro rimane agli arresti domiciliari. L'indagine è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Treviso. La società, operante da 40 anni nel settore dell'abbigliamento, è stata dichiarata fallita nel dicembre del 2016. Un anno di indagini delle Fiamme Gialle che hanno portato alla luce la continuazione e la ripetizione della stessa condotta. L'ex imprenditrice infatti aveva ceduto il ramo d'azienda ad un'altra società appositamente costituita. Questa nuova società è stata costituita con un amministratore che, abbiamo evidenze, non svolgesse il suo compito e quindi possiamo definire una testa di legno. Il vero amministratore era lei stessa, che in questa nuova società figurava come semplice dipendente, società che aveva fatto costituire ai 2 figli che figurano come soci. Ma non solo, aggiunge il comandante. Abbiamo evidenze di una sottrazione di liquidità dalla società fallita, dalle casse della società fallita, consistita in prelevamenti direttamente dal conto corrente della società fallita e prelevamenti dalla cassa per oltre 500.000 euro. Ecco, queste condotte sono condotte che in un quadro di situazione difficoltosa della società poi destinata a fallire sono andate a complicare ulteriormente l'esposizione debitoria. L'imprenditrice, quando si è resa conto che il fallimento era ormai inevitabile, avrebbe distrutto e occultato la contabilità dell'ultimo biennio. I documenti contabili necessari per capire cosa fosse successo sono stati distrutti e anche il computer aziendale che conteneva dati fondamentali per capire cosa fosse successo è stato sottratto ed è stato individuato solo successivamente grazie all'attività investigativa dei militari operanti. Computer trovato infettato da un virus e che i militari ora stanno cercando di sistemare, indagini tutt'altro che terminate. Parliamo ora degli incidenti sul lavoro, perché l'USL 2 della Marca Trevigiana propone di impiegare i vigili urbani in controlli, soprattutto nei cantieri edili, per verificare il rispetto delle normative di sicurezza. Vigili urbani nei cantieri per segnalare le imprese che non rispettano le norme di sicurezza è la proposta avanzata dal Comitato Provinciale di Coordinamento composto dai 3 SPISAL dell'ULS 2 della Marca Trevigiana, che ieri pomeriggio si sono riuniti in un incontro convocato d'urgenza dopo l'ennesima tragedia sul lavoro. 8 vittime dall'inizio dell'anno, un vero e proprio stillicidio quello degli incidenti sul lavoro nella Marca, al quale le autorità competenti sono chiamate a porre un freno al più presto, e l'ipotesi messa sul piatto dagli SPISAL, dall'Ispettorato del Lavoro e dall'INAIL è proprio quella di incentivare i controlli e la vigilanza sui luoghi di lavoro, chiedendo la collaborazione della polizia locale. L'ULS della Marca si è dichiarata disponibile a formare i vigili urbani nello specifico sulle norme di sicurezza, in particolare nei cantieri edili, in maniera tale da incrementare l'attenzione ed il controllo nelle aziende del territorio.
Uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa, verranno finalmente celebrati venerdì 23 marzo i funerali di Sofia Melnik, ritrovata un mese dopo la scomparsa e a 15 giorni dal suicidio del convivente Pascal Albanese. Verranno celebrati venerdì 23 i funerali di Sofia Melnik, la 43enne ucraina uccisa e gettata in una scarpata sul Grappa. A 4 mesi dalla scomparsa e a 3 dal ritrovamento del cadavere, la bella ucraina potrà finalmente trovare pace con una cerimonia con rito ortodosso che verrà celebrata nell'obitorio dell'ospedale Cafoncello, dove il corpo martoriato è rimasto fino ad ora, in attesa del nulla osta della magistratura per l'ultimo saluto. Alla cerimonia sarà presente la madre della donna che arriverà da Kiev. Probabilmente le ceneri di Sofia verranno poi riportate nel suo paese natale. Una sparizione, quella di Sofia Melnik, che ha tenuto con il fiato sospeso per un mese la comunità di Cornuda, dove la donna abitava assieme al convivente Pascal Albanese, suicidatosi una quindicina di giorni dopo la scomparsa. Solo alla vigilia di Natale la svolta con il ritrovamento del corpo di Sofia in un dirupo sulla strada che da Romano Dezzelino porta a Cimagrappa. Picchiata selvaggiamente, forse gettata nel dirupo quando ancora respirava. Ma da chi? Le indagini non sono ancora ultimate, si attendono gli ultimi risultati dell'autopsia e degli accertamenti effettuati dai carabinieri del RIS nella casa di Cornuda come nelle auto di Sofia e Pascal. Intanto, dopo le disperate richieste dei familiari della donna, Sofia potrà finalmente riposare in pace. Ed ora la politica, con l'avvicinamento alle elezioni amministrative a Treviso, con il governatore Zaia che scende in campo per agevolare il riavvicinamento tra la Lega e Giancarlo Gentilini. Impossibile pensare a Giancarlo Gentilini avversario della Lega. Nella lunga, difficile trattativa per riavvicinare lo sceriffo al Carroccio, scende in campo in maniera ferma il governatore del Veneto, Luca Zaia. Per vincere nei comuni bisogna puntare sulle persone, dice. Il simbolo di partito da solo alle amministrative può non bastare. Gentilini dal canto suo non parla, lascia intendere di apprezzare la presa di posizione del presidente, ma ora sta a guardare se porterà a risultati concreti. Malgrado lo sceriffo l'abbia sempre contrastato, il candidato sindaco Mario Conte auspica il rientro di Gentilini nello schieramento che lo sosterrà. Ho visto che c'è stata appunto questa disponibilità da parte del governatore Zaia di incontrare Gentilini, e sulla base anche dell'apertura che era stata fatta anche dal sottoscritto in passato, credo che cercherà appunto di instaurare un dialogo con Giancarlo per far sì che anche quella componente sposi di fatto il progetto della coalizione di centrodestra che è nato. Il commissariamento di Dimitri Coin, eletto alla Camera, non complicherà la campagna elettorale, dice Conte. Coin rimarrà comunque al suo posto fino a quella scadenza. Conte non accetta l'ipotesi che il turnover alla segreteria possa agevolare il rientro di Gentilini. Io vorrei che ci si concentrasse sull'idea di città e sulla proposta da dare ai cittadini. Se noi cominciamo a personalizzare queste battaglie, credo che siamo sulla strada sbagliata. Le responsabilità non sono di Coin e non sono di Gentilini. Oggi noi dobbiamo presentarci ai cittadini con un progetto credibile e realizzabile. Questo è quello che ci chiedono i cittadini. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Lungo il Brenta, lanciando una singolare iniziativa. Io ho decine e decine di richieste da parte dei cittadini che dicono: ma perché solo €1? Io voglio donare 100, voglio donare 200, voglio donare 300 euro, l'importante è che si facciano queste cose. €1 a testa chiesto ai propri concittadini per finanziare lo sgombero dell'accampamento abusivo lungo le rive del Brenta a Vigonza. La singolare iniziativa dei consiglieri di minoranza si è spinta anche ad indire una giornata della donazione collettiva, mercoledì 21 marzo, con appuntamento davanti alla tesoreria comunale a Perarolo. Se ci dicono che mancano i soldi in cassa, il ragionamento ci pensiamo noi. Chiediamo che i cittadini ci mettano €1, lo depositano in tesoreria e è una donazione vincolata.
cosa vuol dire? Vuol dire che tu vai in tesoreria e dici io vorrei donare €1 per fare pulizia e sgomberi nelle località in cui c'è il degrado a Vigonza. Davanti ad una situazione definita già disastrosa, le opposizioni sostengono che l'amministrazione comunale non fornisce risposte adeguate e la situazione sta peggiorando. Ci sono nelle fasce del Brenta degli accampamenti che si sono strutturati anche con una cucina, ci manca solo che si portino il salotto, dopodiché abbiamo fatto il mini appartamento, non è possibile, bisogna agire da questo punto di vista. E siamo ai funerali di Ivano Beggia, ex patron dell'Aprilia, che si svolgeranno domani alle 11 nel Duomo di Asolo, città chiusa al traffico per le esequie, dove sono già annunciati nomi importanti dell'imprenditoria italiana, ma soprattutto i suoi campioni, a partire da Valentino Rossi. Il ricordo nel prossimo servizio di un amico diventato il primo conducente dello Scarabeo, lo scooter simbolo dell'Aprilia. Amorosi, eravamo qui, guardavamo questa villa e dicevamo un giorno forse sarà nostra. La villa è la Contarini degli Armeni di Asolo e la frase è di Ivano Beggio, raccontata dall'amico architetto che prese in carico la ristrutturazione dell'edificio storico, oggi più che mai patrimonio di tutti. È stata un'impresa veramente memorabile, innanzitutto perché la villa era totalmente abbandonata e quindi era degli armeni, ma in realtà non era più di nessuno, nemmeno delle sovrintendenze. Un investimento importante che l'ex patron dell'Aprilia affrontò con la stessa mentalità della sua azienda di Noale. Usiamo solo persone del luogo, io in quel momento ero abbastanza appena laureato di Asolo e quindi siamo riusciti a fare una squadra effettivamente nel restauro, in tutti gli elementi, dal ferro al legno, ai pavimenti, ai pinnacoli e anche a quegli affreschi che rappresentavano proprio il paradiso dei Contarini. Un restauro che entrerà nella leggenda di Ivano Beggio, che proprio al suo architetto affidò il primo scarabeo sperimentale. C'è sempre una moto, diciamo, nella storia di Ivano. Ecco, no, ricordo comunque che a un certo punto, siccome io andavo, spesso ero preso in cantiere, dice beh ti regalo una moto sperimentale, diceva, che cos'è? Beh dico che cos'è? È lo Scarabeo, dice, vedrai è una moto che a te che piace camminare e viaggiare allo stesso tempo sarà molto bella. Un esperimento che nella disavventura del neoarchitetto già si presentava come uno dei successi dell'Aprilia. Mi diceva sempre ma allora questa moto va bene, un bel giorno ahimè mi rubarono questa moto. E dici, guarda Ivano, dice non te ne do un'altra perché le ho tutte vendute, che te l'abbiano rubata, benissimo, dice, vuol dire che la moto va. Ricordi di un amico che domani accompagnerà Ivano Beggio nell'ultimo viaggio, un uomo, un imprenditore che ha contribuito a creare nel mondo il mito del nord-est italiano. Perché la sua idea era quella di avere dei progetti e delle idee e di realizzarli, mettendo insieme tutti quanti. Una squadra in fabbrica, come nelle competizioni, portando la piccola Aprilia a competere con i grandi marchi del motociclismo mondiale, creando miti come Valentino Rossi. Un ragazzino che poteva dargli il calcio del sedere, come Valentino Rossi, è diventato poi dopo quel protagonista. Ma naturalmente Beggio diceva, loro devono correre, ma sono le moto che devono correre. L'orgoglio di aver creato un mito, accanto, soprattutto negli ultimi anni della malattia, alla consapevolezza che nessuno è per sempre. Lui ha faticato nell'ultimo periodo evidentemente, parlando con me dice Amanlio, noi siamo della stessa generazione, vero? Certo, dico, guarda che non siamo eterni. Io ho detto, per fortuna, ho detto, ma tu sei più eterno di me. Ed ora l'iniziativa di Antenna 3, salviamo le mura di Castelfranco, testimonianza e patrimonio non solo della città ma di tutta la Marca. Scopriamo perché nel prossimo servizio. Le mura di Castelfranco sono in pericolo, il tempo e la storia le stanno distruggendo e il comune, nonostante gli sforzi, non riesce a sostenere l'intera opera di restauro. E le mura sono un patrimonio di tutti i trevigiani perché Castelfranco è la città murata voluta da Treviso per presidiare il confine con il territorio padovano. Una storia lunga oltre 800 anni, che non è solo mattoni, torri e camminamenti, ma soprattutto le mille vicende delle famiglie che vennero a vivere qui dove non voleva venire nessuno. Per questo il Consiglio dei 300 decise che quel presidio trevigiano doveva essere franco, ovvero esente dalle tasse. E le mura che guardavano ad ovest, quelle padovane di Cittadella, definivano il Castello Franco, opera militare di difesa circondata dalle fosse riempite dalla deviazione idraulica del Musone dei Sassi. Torrente fiume che prima rendeva palude tutta la zona. Una testimonianza quindi della nostra storia, che ora ha bisogno di interventi immediati.
È importantissimo restaurare le mura di Castelfranco perché sono praticamente l'identità del nostro territorio, della nostra provincia di fatto, perché i primi cittadini provenivano da Treviso, di conseguenza si estende a tutta quello che è la provincia. Poi perché si può sicuramente creare una sinergia dei giorni nostri per quanto riguarda l'economia e naturalmente il turismo per il territorio. Ecco perché Antena 3 ha deciso di adottare le mura di Castelfranco, sensibilizzando tutti, dai nostri parlamentari e singoli cittadini, perché tutti possiamo anche con poco salvare le mura castellane. E come si può intervenire? Sicuramente l'opportunità dell'Europa è aperta, ma attualmente non ci sono fondi. Noi abbiamo aperto invece attraverso la legge dello Stato l'Art Bonus, che mette nella condizione coloro che vogliono investire sul restauro di avere degli sgravi fiscali. Però non è escluso anche alla città, ai cittadini comuni, diciamo così, ai imprenditori e al semplice cittadino che voglia intervenire. Si parte da 2 euro per Castelfranco, in un calcolo che può rendere possibile un intervento di restauro milionario garantito dal Comune. 2 euro perché dalla storia abbiamo identificato il numero di mattoni che è composto il castello di Castelfranco, sicché 3.750.000 sono le pietre che lo compongono, moltiplicato per 2 noi avremo raccolto la somma necessaria per il restauro. Siamo in chiusura, subito dopo di noi nuova puntata di Ore 13, si parlerà dell'apertura della campagna fiscale 730 del 2018, ma anche di un nuovo servizio dedicato agli amministratori di sostegno. Ospiti in studio Monica Giomo, direttore servizi Treviso SRL, e Giuliana Maffei e Graziano Basso, responsabili fiscali del servizi Treviso SRL. Questa sera invece torna puntuale 20:10, ospite in studio Maristella Caldato, candidato sindaco a Treviso. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito, ci rivediamo questa sera con le edizioni serali dei nostri telegiornali, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Sarà una giornata grigia e piovosa sulle nostre regioni a causa del transito di una perturbazione di origine atlantica. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 15 marzo. Sul Veneto cielo molto nuvoloso o coperto fin dal mattino, con piogge diffuse un po' ovunque, anche forti durante le ore pomeridiane. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature. Le minime saranno comprese tra i 4 e i 7 gradi, valori massimi invece oscillanti tra gli 8 e gli 11 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche su questa regione la giornata sarà all'insegna delle nubi e delle piogge più intense dal pomeriggio. Temperature minime comprese tra 6 e 8 gradi, valori massimi invece oscillanti tra i 10 e i 14 gradi. Nubi e piogge infine anche sul Trentino Alto Adige, anche qui le precipitazioni potranno risultare moderati o forti, specie dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, valori massimi tra i 9 e i 10 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.